Bentrovati, buongiorno telespettatrici e telespettatori d'Antenna 3, prima edizione dei nostri telegiornali. Ovviamente vi aggiorneremo su tutti i fronti della cronaca e dell'attualità, della politica. Come sempre andremo a Palazzo Balbi con gli aggiornamenti del Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, poi a Padova vi racconteremo del 1° maggio. Tanti fatti, però innanzitutto su tutto la cronaca, perché continua la scia di incidenti mortali, soprattutto in moto. Un'altra giovane vittima nella giornata di ieri in Friuli, un giovane trevigiano, un giovane di Orsago. Proprio con Orsago ci colleghiamo con la nostra Daniela Sizia. Buongiorno Daniela. Buongiorno Cristian, buongiorno anche ai telespettatori. Sì, è una giornata di dolore, una tragedia che non si può nemmeno, di cui non si può nemmeno parlare, perché qui la comunità intera è sotto shock. Un ragazzo di appena 20 anni, Filippo Morello, che durante una gara di motocross è caduto ed è stato travolto da altri motociclisti. Nulla da fare per questo giovanissimo, fra l'altro una tragedia che è venuta davanti agli occhi del padre. Oggi la famiglia si è chiusa nel dolore più assoluto, ovviamente, e anche per salvaguardare il figlio più piccolo, il fratello di Filippo, che si trova all'estero e che non è ancora a conoscenza della tragedia. Sono con il sindaco di Orsago, Giancarlo Mion. Sindaco, intanto buongiorno e grazie. Buongiorno, buongiorno. Sindaco, lei è andato a trovare la famiglia? Sì, sono andato a trovare la famiglia e sono distrutti, come normale che sia in questi casi. Conosco bene Piero e anche la mamma e purtroppo è successo una cosa che non doveva succedere, però è successa. Era una gara di ciclocross con il figlio Filippo, che è molto appassionato di motocross, e è caduto e quello che lo seguiva gli è piombato addosso. Non c'era niente da fare perché gli ha piombato proprio sopra. Il papà era presente a questa gara? Sì, anche la mamma erano presenti, erano a distanza anche ravvicinata, perché dove è caduto proprio a 20-30 metri da loro. È difficile parlare di queste tragedie, davvero una vita giovanissima che si è spezzata. Sì, non ci sono parole se non tanta amarezza e tanta tristezza. Amarezza e tristezza perché un ragazzo di 22 anni, un bravo ragazzo, famiglia normalissima, i genitori lavorano, 2 figli, uno lavora e uno studia, viene a mancare il figlio maggiore per un incidente nello sport, quindi capite perfettamente che è una tragedia. Lei conosceva Filippo? No, Filippo no, però i genitori sì. I genitori anche sono particolarmente impegnati nel sociale, per cui bella famiglia, niente da dire, dai, una famiglia normalissima. Ancora purtroppo ovviamente non si sa nulla del funerale di questo giovanissimo. No, non sappiamo nulla. Ci sarà lutto cittadino qui? Vediamo cosa fare, perché è una notizia talmente grande, talmente immensa che ci lascia proprio stupiti. Sindaco, intanto la ringrazio. Avete sentito, insomma, ovviamente una vita spezzata, e una vita spezzata durante una gara, durante uno sport, fa davvero male. Era il più grande dei 2 fratelli della famiglia, che vivono qua, fra l'altro davvero a pochi passi dal centro di Orsago, una famiglia conosciuta, impegnata nel sociale, una comunità che è davvero sotto shock e che si è svegliata senza parole questa mattina. Cristian, qua da Orsago è tutto, io ti restituisco la linea. Grazie Daniela, a te il sindaco Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica. La tragedia si è consumata per l'appunto nella giornata di ieri in provincia di Gorizia. Torneremo poi a collegarci con il Friuli, perché il ragazzo Morello, Filippo Morello, gareggiava per una squadra di Polcenigo, quindi saremo in grado di collegarci con Polcenigo e vi faremo sentire anche le parole del presidente del motoclub Polcenigo. Ma rimaniamo sulle strade del Veneto, così nel Vicentino.
Intervento in serata dei Vigili del Fuoco che sono accorsi in strada delle Maddalene a Vicenza per un'auto finita contro un albero dopo la perdita di controllo del mezzo. La squadra dei Vigili del Fuoco ha messo in sicurezza il veicolo ed estratto l'autista rimasto incastrato al posto di guida. Il ferito, un 28enne, è stato affidato alle cure del personale sanitario del SUEM che lo ha stabilizzato e trasferito in ospedale. Nel frattempo la polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente. Colleghiamoci subito con Ilaria Marchiori, con Palazzo Balbi, la nostra Ilaria Marchiori con Sandro Ponchio che si trova con il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia che questa mattina ha incontrato i giornalisti per una serie di comunicazioni. Ilaria, mi senti? Ilaria mi chiede ancora qualche istante, fra pochissimo dovremo essere in grado di collegarci con Palazzo Balbi. Andiamo a Cittadella. 2 malori hanno colpito 2 tifosi della Cittadella ieri allo stadio Tombolato prima che iniziasse la partita. Per uno dei 2 tifosi è dovuto intervenire anche l'elisoccorso del SUEM di Padova. Paura allo stadio Tombolato prima del fischio d'inizio di Cittadella Brescia durante il minuto di silenzio per Giovanni Scudiero, da tutti conosciuto come Forci, il tifoso granata morto la scorsa settimana. Un tifoso presente in tribuna si è sentito male accasciandosi a terra. Tempestivi i soccorsi presenti allo stadio che hanno richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso che ha portato l'uomo all'ospedale di Padova dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Non solo questo però, perché complice l'emozione per il ricordo di Scudiero e la giornata calda, anche un altro spettatore ha avuto un malore. Anche il secondo tifoso granata è stato soccorso dal personale del SUEM e stabilizzato sul posto. La partita è stata quindi posticipata di oltre un'ora. Il fischio d'inizio è stato dato infatti alle 18:30. Il match si è concluso con la sconfitta dei padroni di casa per 1-0. In attesa di andare a Palazzo Balbi con Luca Zaia, andiamo a Polcenigo da Federico De Ros con Michele Zanette per la parte tecnica. Ritorniamo sulla tragedia che si è consumata ieri e che è costata la vita al giovane di Orsago, Filippo Morello. Buongiorno Federico. Sì, buongiorno. Polcenigo è in lutto per la scomparsa di Filippo Morello, motociclista 23enne, morto proprio nel primo pomeriggio di ieri durante una gara regionale di motocross a Romance di Isonzo. Filippo era originario, come giustamente hai annunciato te, a Orsago, ma era stato tesserato proprio al motoclub di Polcenigo, dove ci troviamo noi in questo istante. Secondo una primissima ricostruzione, il ragazzo durante un salto avrebbe perso il controllo della moto, cadendo a terra e venendo successivamente travolto da alcune moto che erano dietro di lui, che non erano purtroppo riuscite ad evitarlo. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con l'elisoccorso, ma i tentativi di rianimazione sono stati vani. Il fatto ancora più straziante è stato che il padre si trovava proprio lì a vedere il proprio figlio durante questa gara regionale, la seconda gara regionale di motocross. Noi questa mattina abbiamo raggiunto anche telefonicamente il presidente Giorgio Zulli del motoclub di Polcenigo, dove noi proprio ci troviamo in questo momento. Tra l'altro, prima di venire in diretta abbiamo parlato anche con la madre del presidente, che ci ha raccontato fuori microfono che aveva un rapporto veramente speciale con lo stesso Filippo, perché era solito venire all'interno del motoclub una volta al mese per pianificare le prossime gare, gli allenamenti e la stagione. Una persona veramente stimatissima qui in paese, però per il momento vi lasciamo qui da Polcenigo con le parole del presidente Giorgio Zulli. Sono sconcertato perché mi hanno chiamato ieri pomeriggio che ero già via e mi hanno detto guarda che gli stanno facendo un massaggio cardiaco. Mi hanno spiegato un po' il fatto, come è successo e niente. Un ragazzo disponibilissimo con il motoclub, sempre presente alle manifestazioni che abbiamo fatto noi nel corso degli anni, un ragazzo speciale, di un'educazione, di una gentilezza
al giorno d'oggi trovare in un giovane, adesso non voglio far polemica, ma è molto raro. È una persona speciale veramente. Questa dunque la scia di dolore e di sangue che sta veramente sconcertando intere comunità in tutto il Veneto, in particolare la Marca trevigiana. Adesso lo vedo pronto il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, con la nostra Ilaria Marchiori, subito a Palazzo Balbi. No, veramente per è la prima volta che lo vedo di persona. Dove sei che ti abiti a Mestre? Ilaria, buongiorno. Anche appena trovato. Sì, buongiorno Cristian, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo qui insieme al presidente Luca Zaia, appena terminata la conferenza stampa qui a Palazzo Balbi. I tempi sono strettissimi perché anche il presidente ha l'agenda piena. Oggi si è parlato, presidente, anzitutto benvenuto, grazie di essere qui con noi. Il soccorso alpino, un fiore all'occhiello per la nostra regione. Solo nel 2024 abbiamo visto 1225 interventi, però un dato inquietante è che il 40% delle persone erano illese. Questo cosa significa? Sì, spieghiamo che questi sono volontari che vanno, ovviamente c'è una convenzione con la sanità del Veneto, vanno a recuperare, a portare soccorso chi in montagna si ferisce, si infortuna o si perde. E aver recuperato, portato soccorso a 1225 persone, delle quali il 40% illese, significa che molto spesso in montagna c'è chi si perde o chiama il soccorso alpino perché è andato senza pensarci, senza valutare la difficoltà dei percorsi che fa, magari poco attrezzato, magari ci è andato con l'infradito, succede anche questo, e quindi tant'è vero che io quando sono arrivato da Presidente nel 2010, subito nel 2011 ho introdotto con una legge la obbligatorietà di pagare il soccorso nel momento in cui, cioè, tu non hai motivazioni per aver chiesto questo pronto soccorso. Dall'altro voglio anche ricordare che poi si mette anche a rischio la vita dei nostri soccorritori che arrivano con l'elicottero, si calano sulle pareti, insomma fanno un sacco di attività e molti hanno perso la vita in questi anni. Ultima cosa che vorrei ricordare, il 96% di quelle 1225 persone soccorse in montagna non sono assicurate. Allora chi mi ascolta qui in diretta da voi potrebbe dire sì, ma sai quanto costa assicurarsi? Si costa 20 euro. 30 euro all'anno, basta associarsi a qualche associazione tipo CAI o altre associazioni e la cifra è dichiaratamente sotto le 50 euro, i nostri soccorritori parlano di 20-30 euro all'anno. Capite che è un assurdo trovare il 96% dei soccorsi, delle persone soccorse dei 1225 senza un'assicurazione. L'appello è poi anche alla responsabilità di chi decide di trascorrere anche una semplice giornata in montagna. Si parlava anche di persone che vanno con i passeggini. Ma si vede di tutto in montagna, i nostri soccorritori hanno trovato situazioni raccapriccianti nelle attività di soccorso. Sono persone non attrezzate con le ciabatte, con l'infradito in luoghi nei quali si dovrebbe andare con le scarpe da montagna, quindi attrezzati. Si trovano persone, diciamo, che sono, come si può dire, impanicate su delle piccole ferrate perché non le hanno mai viste e hanno visto semplicemente sui social, su Instagram, su TikTok, che so che bisogna andare al lago Sorapis piuttosto che da altre parti. Ci sono persone che non valutano che le immagini, i filmati che vedono nei social media che pubblicizzano questi luoghi unici nelle nostre Dolomiti sono fatti magari in giornate di bel tempo con tutte le condizioni meteo perfette e loro magari ci vanno non in estate ma ci vanno come è accaduto l'altro ieri e ci vanno con la neve ancora e abbiamo soccorso 8 persone. Presidente, cambiando argomento, siamo in attesa della decisione del Consiglio di Stato. Sì, perché, spieghiamolo ai cittadini, la legge regionale dice che la finestra per fare le elezioni è in primavera, la legge nazionale dice 60 giorni dopo la fine della legislatura. Siccome noi abbiamo un fine legislatura che è causato, è figlio del Covid, cioè finiamo a settembre, mai è accaduto che la regione chiuda la legislatura a settembre, adesso c'è un dibattito, si vota in primavera o in autunno. Il problema è che se lo decidi senza un supporto giuridico, finisce che chi perde le elezioni può tranquillamente impugnare il risultato e magari se trova un tribunale che gli dà ragione bisogna anche rifare le elezioni. Quindi stiamo aspettando questo. Allora, se si votasse in autunno si andrà a votare da ottobre a novembre. Se si votasse in primavera avremmo la stessa data dei comuni, quindi voteremo lo stesso giorno del comune di Venezia, per dire. Quindi è un assurdo che la regione ci vada da sola in autunno. Comunque cercheremo di capire e attendiamo, diciamo, questa risposta.
Ringrazio il Presidente Zaia per averci dedicato il suo tempo. Qui da Palazzo Balbi è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori, grazie Sandro Ponchio, grazie al Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia per questi aggiornamenti, soccorso alpino, ma anche, lo avete sentito, elezioni regionali. È chiaro che l'argomento è di estrema attualità. Noi adesso siamo pronti ad andare a Vicenza, ritorniamo a Valdagno, ritorniamo a occuparci del Ponte dei Nori con Daniele Garbin e Simone Squarcina. Daniele, buongiorno, che cosa sta accadendo in questi minuti, in queste ore a Valdagno? Siamo qui sul posto. Sì, buongiorno Cristian, buongiorno a te e ai telespettatori. Ecco, confermo più che a Valdagno, in questo momento siamo a 5 km a valle, proprio a valle anche del Ponte dei Nori, quel luogo della tragedia dove, ricordiamo, il 17 aprile scorso si è aperta una voragine durante una bomba d'acqua, il maltempo che ha fatto crollare parzialmente il Ponte dei Nori. In quel momento erano sul ponte Leone e Francesco Nardon, padre e figlio, che erano pronti, si erano fermati proprio per dare una mano, proprio perché coinvolti con la protezione civile, che in quel momento si stava attivando proprio per andare a vedere, monitorare, dare assistenza alle famiglie che erano aggredite da questo evento. Noi ci troviamo, come dicevo, a 5 km nel comune di Cornedo Vicentino, proprio a cavallo con il comune di Brugliano, perché l'auto su cui viaggiavano padre e figlio si è fermata proprio qui, in questo punto, dove proprio poco fa si sono concluse le operazioni di recupero da parte dei carabinieri e soprattutto dei vigili del fuoco. Con una serie di mezzi e una grossa autogru hanno prelevato dalla riva, dove vediamo proprio sono arenate quegli alberi, quelle grosse rocce, a 5 km, ricordiamo, dal Ponte dei Nori vero e proprio. È stato necessario attendere che la piena si riducesse proprio per riuscire a fare queste operazioni di recupero in sicurezza, perché evidentemente qui vediamo ancora i segni proprio della erosione un po' dappertutto lungo gli argini, e quindi parcheggiare questi mezzi poteva essere pericoloso nel momento in cui si va a prelevare l'automobile. Ricordiamo una Fiat Ulisse. Vediamo che è rimasto quello che è i cartelli lasciati dai carabinieri di un'area sottoposta a sequestro penale, perché ricordiamo la procura ha aperto al momento a carico di ignoti un doppio fascicolo per due ipotesi di reato, oltre al disastro colposo all'omicidio colposo plurimo, e su questo si sta ancora indagando, e quest'area proprio fa parte di quell'inchiesta. Ricordiamo che i corpi poi sono stati ritrovati a 5 km ancora a valle, al bacino di laminazione di Trissino, questo per dare l'idea di quanto in pochissimo tempo sia stato, quanta forza ha avuto questo torrente Agno nel creare quello che poi è stato questo disastro. Ricordiamo che c'è anche una raccolta fondi in questo momento da parte della diocesi per la comunità di Valdagno, per le famiglie che sono rimaste colpite da questo tragico evento. Questa raccolta fondi proprio andrà subito incontro, al di là di quello che poi sarà l'esito di un'eventuale dichiarazione di disastro, e eventualmente anche quello che deciderà la regione di proclamare per questa parte del territorio vicentino. Al momento è tutto, possibili poi nuove notizie le daremo prossimamente. Per il momento da Valdagno, in questo momento Cornedo Vicentino, a voi la linea. Daniele, grazie infinite a te e Simone Squarcina per questi aggiornamenti dal fronte della Valle dell'Agno. Prima avete sentito il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia parlare di soccorso alpino, di escursionisti in difficoltà che spesso magari si avventurano in imprese più grandi di loro. 2 giovani provenienti dalla provincia di Venezia sono rimasti bloccati a 1000 metri di quota sul massiccio del Grappa dopo aver perso la traccia del sentiero che stavano seguendo. Li ha recuperati per l'appunto il soccorso alpino. Perdono la traccia durante un'escursione sul massiccio del Grappa e vengono recuperati dal soccorso alpino in un difficile intervento a 1000 metri di quota. È accaduto a 2 giovani di Noale che erano saliti a Cima Grappa dal sentiero 153 e avevano poi deciso di scendere sul sentiero delle Meatte, sul versante che dà su Crespano. Giunti a un bivio si erano però inoltrati su un percorso alternativo per esperti, poco battuto e poco segnato. Abbassandosi di quota avevano quindi smarrito la traccia, fino a quando, giunti a 1000 metri di quota, erano rimasti bloccati in una gola e non erano più riusciti a ritrovare il sentiero.
A questo punto è scattato l'allarme, il soccorso alpino è giunto nelle vicinanze. Gli operatori si sono calati con le corde fino a quando i ragazzi sono stati finalmente individuati. Sono stati poi dotati di imbrago e fatti risalire fino a uno spiazzo dove l'elicottero dei vigili del fuoco li ha recuperati per portarli a valle. Così dunque sul Monte Grappa. Noi parliamo adesso, apriamo una pagina dedicata alla sicurezza urbana da Mestre a Padova. A Mestre, nel parco di Via Costa, dove un papà ha subito una tentata rapina sotto la minaccia di un coltello. Il reportage di Anna Maria Parisi. Una siringa abbandonata da poco da qualche tossicodipendente e utilizzata da poco accanto all'immondizia lasciata dallo sbandato, oppure la cartina da dove ha prelevato la siringa e quindi la lattina di birra tagliata per scaldare la droga. Tutto questo accanto ai giochi dei bimbi, lo scivolo, l'altalena. Qui siamo a Mestre. Il pericolosissimo degrado al parco di Via Costa. La volante della polizia passa di continuo, i controlli ci sono, ma qui bisogna girare a piedi per accorgersi del rischioso imbarbarimento umano che si trova proprio accanto alla scuola per l'infanzia e letteralmente a 2 passi dalla scuola elementare. La zona è brutta dappertutto, comunque a Mestre. E sempre qui, nelle scorse ore, sempre in pieno giorno, un genitore ha vissuto momenti di autentico terrore. Lo stesso parco dove un papà è stato minacciato con un coltello da un uomo di origine nordafricana di consegnargli i soldi. La tentata rapina dopo che il papà aveva lasciato il figlio al vicino asilo. Le dico subito, non ci sono vigili. Da 10 anni non ci sono vigili. Cioè, tutte le persone, tutte, perché anche italiani per carità, fanno quello che vogliono, è un far west. Purtroppo ci si è quasi talmente assuefatti allo stupro di questo territorio che alle volte ci si passa sopra. Qui ad esempio al parchetto che si trova in pieno centro, parallelo alla pedonale via Mestrina e a 2 passi da piazza Barche, i ciclisti vanno e vengono e così le persone e le famiglie, e nessuno sembra accorgersi di nulla, né della siringa abbandonata tra i giochi dei bimbi, né del dondolo delfino utilizzato come discarica dove viene gettato il sacchetto dell'immondizia. Non è il massimo in termini di sicurezza, in termini di decoro, in termini di esempio per l'educazione dei più giovani. Ecco, penso che ti ho detto tutto. Qui il controllo del territorio non basta, così Fabrizio Preo, storico portavoce di una delle storiche associazioni cittadine. Il territorio, la città, dovrebbe essere più comunità e non un luogo dove uno abita e fa i fatti propri e basta. Ci dovrebbero essere relazioni tra i cittadini, frequentazioni, e allora questo è il miglior presidio secondo me. Sempre sicurezza urbana, ma a Padova torniamo a parlare della zona rossa perché si avvicina il 6 maggio, giorno di scadenza del provvedimento, in attesa della decisione su un'eventuale proroga che compete alla prefettura. Da Matteo Cavattona di Fratelli d'Italia la proposta di ampliarle le zone rosse in città. Sarà un comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico in prefettura a decidere la sorte della zona rossa della stazione di Padova e conta alla rovescia per il 6 maggio, giorno in cui scadrà la proroga alla sperimentazione che era partita lo scorso febbraio, con Padova, prima città del Veneto, ad adottare il provvedimento. Se non ha mai fatto mistero delle sue perplessità il sindaco di Padova, Sergio Giordani, e buona parte della sua maggioranza, di parere diverso il capogruppo di Fratelli d'Italia, Matteo Cavattona. I benefici della zona rossa sono evidenti a tutti, tranne a chi non la vuole per motivi ideologici. È una decisione che spetta all'istituzione del prefetto, sulla quale però noi diamo tutto il nostro sostegno. Qualora i dati ci indicassero che non solo ha avuto reale efficacia, e questo lo sappiamo già, ma che vada necessariamente prorogata, ci troverà dalla sua parte. Da Cavattona la proposta di ampliare il provvedimento ad altre zone della città. Invito anche tutte le istituzioni coinvolte a considerare la possibilità di allargare la zona rossa ad altre parti del territorio, perché se la stazione,
che è chiaramente un'area dove sono presenti grandi criticità da un punto di vista criminale, è in qualche modo stata monitorata e riportata a una normalità. Ci sono però altre aree della città che sfuggono al controllo delle forze dell'ordine, a meno che non vi siano provvedimenti quali le zone ad alto impatto, zone rosse. Vi dico già che fra poco saremo in grado di collegarci con Lucio Zanato da Vittorio Veneto per parlare dell'allontanamento di tante suore di clausura dal monastero appunto di Vittorio Veneto, un caso che sta diventando nazionale. Lucio ci aggiornerà proprio da Vittorio Veneto, un caso di cui tutti stanno parlando. E lo vedo già pronto, collegato il nostro Francesco Ratai con Federico Cibotto da San Martino di Lupari, dove un capitello è stato pesantemente vandalizzato. Buongiorno Francesco. Sì, buongiorno Cristian, buongiorno ai nostri telespettatori. Lo vedete alle mie spalle, siamo a Monastiero, una frazione di San Martino di Lupari nell'Alta Padovana, lungo via Sant'Andrea. Ecco, questo capitello nel pomeriggio del 30 di aprile è stato vandalizzato con queste scritte che sia da questo lato dove è raffigurato San Michele e dall'altro lato, adesso ci sposteremo grazie anche al collega Federico Cibotto. Questo è un capitello del 1886 dedicato alla Beata Vergine della Salute e come vedete sui due lati dove c'è San Michele e San Biagio è stato vandalizzato con delle scritte in una lingua che probabilmente è una lingua dell'Est Europa. Da una prima ricostruzione che è stata fatta dai carabinieri dopo che il sindaco Nivo Fiora li aveva contattati per segnalare questo triste e spiacevole evento. Da una prima ricostruzione, dicevamo, sembra che la frase voglia dire il tuo tempo sta per scadere. Non è chiaro a chi si riferisca, non è chiaro se sia una minaccia verso qualcuno. È chiaro ed è evidente lo scempio che è stato fatto di queste immagini sacre. Qua state vedendo, lo ripeto, San Biagio, dall'altro lato c'è l'effigie di San Michele. Ecco, il sindaco che abbiamo contattato ha già avviato i dovuti controlli per trovare il vandalo che ha imbrattato questo capitello. Un gesto ignobile, lo ha definito il sindaco, un gesto che colpisce tutta la comunità, perché c'è molta devozione per la Beata Vergine della Salute. Pensate, appunto, questo è un capitello, è stato ristrutturato qualche anno fa, ma è un capitello che si trova qui dal 1886, quindi qualcosa che rappresenta tutta la collettività. Ecco, se non ci sono altre domande ti restituirei la linea, Cristian. Grazie mille Francesco Ratai con Federico Cibotto da San Martino di Lupari, e noi adesso siamo in grado di collegarci con Lucio Zanato per il caso che sta facendo discutere non solo la Marca trevigiana, non solo il vittoriese, ma ormai l'Italia intera, perché ne stanno parlando veramente tutti. Parliamo del monastero di clausura di Vittorio Veneto e della fuga di tante suore. Buongiorno Lucio. Buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori di Antena 3. Come vedete io mi trovo all'esterno del monastero cistercense qui a San Giacomo di Veglia per darvi le ultime novità su questo caso. Allora, intanto facciamo un po' il punto della situazione. In questo momento sono 4 suore e una novizia che sono uscite dal convento di clausura. La prima è l'ex badessa, la badessa commissariata Aline Pereira Gammachi, e poi sono altre 3 suore più una novizia che giusto il 29 aprile, quindi qualche giorno fa, hanno chiesto di uscire da questo monastero, e in questo momento si trovano tutte e 5 in una località in questo momento segreta. Le novità, allora, la storia è molto semplice. Il monastero è stato, c'è stata una prima
chiamata, chiamiamolo così, al superiore, al responsabile della vita consacrata che guarda proprio a questi monasteri, cioè l'abate generale Mauro Giuseppe Lepoli, il 12 gennaio del 2023, e in questa data sostanzialmente c'è stata una prima visita dove alcune appunto suore, alcune monache lamentavano una non corretta gestione del monastero. Proprio per questo ci fu una prima sospensione da parte del superiore, un commissariamento che però venne ritirato poco dopo una seconda visita e sostanzialmente una sorta di ricorso fatto dalla superiore appunto all'Impereira. Dopodiché c'è stato un secondo commissariamento il 21 aprile del 2025 e proprio a fronte di questo secondo commissariamento l'ex badessa appunto Pereira ha chiesto di avere un periodo di riflessione, quindi si è spostata da questo monastero. Successivamente 3 giorni dopo pare sotto alcune pressioni non più sopportabili, appunto altre 3 suore e più una novizia hanno chiesto e si sono allontanate da questo monastero scortate dai carabinieri. Questa è la cronaca spicciola. Le altre novità sono un comunicato da parte della congregazione della congregazione di Roma proprio per la vita consacrata, dove si parla, appunto si traccia la storia completa di questa situazione del monastero, però non si danno notizie per quanto riguarda le motivazioni di questa sorta di scissione all'interno. Si ribadisce che sono 5 le sorelle che si sono allontanate, ma ce ne sono altre 20 che invece hanno continuato e stanno continuando la loro vita monacale. Noi abbiamo suonato al campanello del monastero, ci hanno chiesto di rivolgerci sostanzialmente al delegato della diocesi di Vittorio Veneto. Sapete che il 25 di maggio entrerà il nuovo vescovo, quindi in questo momento la sede è vacante e appunto abbiamo parlato con la diocesi e la diocesi dice sostanzialmente che oltre a esprimere apprensione per quanto sta succedendo non entra all'interno di queste dinamiche in quanto il monastero obbedisce e comunque è di riferimento semplicemente direttamente a Roma, quindi la diocesi c'entra molto relativamente. In ogni caso, quali sono invece le voci che raccontano questo disagio? La prima voce è il cambiamento, cioè da quando è subentrata la nuova badessa pare che ci sia stato una sorta di calo di presenze da parte dei fedeli. Ricordiamo che Maria Rosaria, la suora che per molti anni visse all'interno di questo monastero, era quasi in odore di santità. Nel 1985 Papa Wojtyla si fermò a lungo dentro questo monastero proprio per parlare con Suor Rosaria, mentre appunto il monastero con la nuova superiora evidentemente ha avuto un calo di consensi, usiamo questo termine molto laico. Il secondo fatto probabilmente è la novità dell'apertura, chiamiamolo così, di un monastero di clausura e quindi assolutamente chiuso a qualsiasi ingerenza dall'esterno. Dicevo, questa apertura che nel 2022 fu una delle iniziative, chiamiamole anche clamorose, da parte della nuova badessa, e fu appunto l'apertura con la preparazione e l'utilizzo di una vigna all'interno del monastero per la produzione di prosecco, cosa che noi tra l'altro nel 2022 abbiamo seguito con un servizio. Allora, come proseguirà questa vicenda? È difficile dirlo in questo momento, sono dinamiche assolutamente che stanno all'interno delle mura monastiche, ma sono dinamiche che oltre a dentro queste mura monastiche stanno anche all'interno delle mura vaticane, perché il punto di riferimento qui è direttamente il Vaticano. Noi seguiremo ovviamente la vicenda nel suo sviluppo, cercheremo anche di capirne le motivazioni in maniera un po' più approfondita, però intanto torniamo a quel dicembre del 2022 quando entrammo nel monastero e intervistammo proprio la badessa quando presentò l'iniziativa del Prosecco delle monache, e poi linea allo studio. Economicamente il monastero viene sostenuto dal nostro lavoro, per cui tutto quanto
entrerà, servirà, innanzitutto per pagare le bollette che sono altissime. La crisi energetica si fa sentire anche nelle secolari stanze del monastero di San Giacomo di Veglia. E così la ventina di consorelle si sono trovate a fare i conti con aumenti vertiginosi. Il consumo è aumentato di 4 volte purtroppo, perché se mentre pagavamo di gas, non so, 3.000-4.000 euro, è arrivata la bolletta anche di 20.000 euro, quindi sì, abbastanza. Ma le monache non si sono, è il caso di dirlo, perse d'animo e hanno deciso di mettere in vendita il prosecco che da tempo producono all'interno della struttura religiosa e che coltivano personalmente. Mai come adesso, come dire, il detto benedettino ora et labora. Sì, diciamo che adesso vieni fuori conosciuto, ma già dentro si viveva da secoli. Però per noi è una grande gioia poter condividere concretamente il nostro lavoro con tutti quanti. Un lavoro tra le vigne che ha prodotto 5.000 bottiglie di prosecco di OCG in una collaborazione laico-religiosa tutta al femminile. Con Madre Aline è nata questa collaborazione che è volta proprio a sostenere e dare valorizzazione al monastero, a sostenerlo anche economicamente, perché comunque il monastero si deve sostenere economicamente perché è molto grande e va mantenuto. Ed è comunque un luogo storico e di cultura di Vittorio Veneto del nostro territorio. Un progetto che per mantenere attivo il monastero metaforicamente trasformerà il prosecco in gas, in un atto sì economico ma soprattutto di fede, sempre sulla scia di chi ha trasformato l'acqua in vino, in quella che in fondo era anche lì sì una crisi, ma da banchetto nuziale. Insomma, staremo a vedere che cosa accadrà dentro e fuori questo monastero di cui tutti stanno parlando. E noi ritorniamo ad affrontare il tema della sicurezza urbana. Siamo stati a Mestre, a Padova, così a Bassano del Grappa. Mirko Cavallin. Buongiorno da Bassano del Grappa, sono sul Ponte Vecchio con Andrea Benetti alla parte tecnica e l'assessore alla sicurezza del comune di Bassano Alessandro Campagnolo. Dunque assessore, partiamo intanto dalla notizia che abbiamo dato l'altro giorno: 2 stranieri espulsi, uno portato al CPR di Potenza per tantissimi episodi di molestie e disturbo alla quiete pubblica e anche una rissa che aveva creato paura in quartiere San Vito. Era il 1° novembre. Questa è la dimostrazione che la richiesta di grande impegno che viene dall'amministrazione comunale e dal mio assessorato trova un riscontro importante da parte, in questo caso, del commissariato di Bassano, che si è impegnato con grande scrupolo a trovare il sistema di allontanare questi soggetti che sono stati un grosso problema per la collettività bassanese. E questo io penso sia solo l'inizio, perché come ha ben ricordato il discorso della rissa all'Aliper di San Vito ha creato grande ansia e turbativa, e naturalmente è collegata anche all'attenzione massima che diamo sulla mensa di Casa San Francesco, e mi permetto anche di aggiungere un punto: lì vicino a Casa San Francesco l'ex monastero dei Cappuccini, che va attenzionato con la massima attenzione, perché non vogliamo assolutamente che rischi di diventare un ghetto. Quindi massima sarà l'attenzione anche in quella zona, adesso che abbiamo visto che i risultati il commissariato ce li ha portati proprio di chi dava massima turbativa. Continuare su questa linea per mantenere il massimo del basso profilo e della gestibilità, in particolare Casa San Francesco e anche la zona degli ex Cappuccini. Per evitare appunto che anche questa zona dei Cappuccini diventi un ricettacolo di malviventi o di persone che non si comportano a dovere. A proposito di controlli, assessore, manca un mese alla fine dell'anno scolastico, il centro studi di Bassano ospita migliaia di studenti, ci fa il punto della situazione? Il punto è, direi, abbastanza positivo, perché già
Posso dire che i controlli continuano, sono continuati anche un paio di giorni fa e verranno riproposti perché la garanzia ci è stata data da Polizia e Carabinieri in supporto anche la Polizia locale. Andrà a fare verifiche costanti fino a fine anno e continueremo anche in tutta l'estate in zona del centro storico. È chiaro che il centro studi per noi è un punto di massima nevralgia che va attenzionato costantemente per dare dei segnali precisi ai ragazzi e sono controlli che verranno fatti a caso e naturalmente auguro che i ragazzi abbiano l'amor proprio per evitarsi segnalazioni inutili che potrebbero rovinargli le prospettive anche nel breve e medio termine. La cronaca nei giorni scorsi ci ha portato in quartiere Pre, zona sud-ovest di Bassano, per alcune intrusioni parzialmente riuscite, alcune riuscite, insomma sembra una banda che arriva da fuori, è questa l'ipotesi prevalente? Da quello che risulta dal mezzo che è stato ritrovato, è un mezzo rubato precedentemente nella provincia di Treviso e questo mi lascia pensare che ci si tratti di un fenomeno di pendolarismo. Io invito gli interessati, i soggetti che subiscono queste aggressioni a chiamare con la massima tempestività le forze dell'ordine perché in quei momenti lì pochi secondi fanno la differenza. Naturalmente questo va concertato anche con la massima copertura del territorio e io auspico che le forze dell'ordine diano il massimo impegno per la copertura del territorio nelle immediate periferie di Bassano. Grazie allora all'assessore alla sicurezza Alessandro Campagnolo, buon lavoro perché ce n'è tanto da fare. Con Andrea Benetti e la parte tecnica da Bassano è tutto, a voi la linea. Grazie Mirko Cavalline. Noi adesso andiamo a Fontanelle per un'altra vicenda che ha fatto discutere. €1 per ogni bestemmia pronunciata all'interno del bar, l'iniziativa delle titolari di un locale proprio di Fontanelle che ora hanno donato quanto raccolto a un'associazione benefica della zona. €150 è quanto raccolto da Valentina Vedovato, dalla sorella Marta e da mamma Dina, cotitolari del Bar Mexico di Lutrano di Fontanelle. Qualche anno fa, prendendo spunto da un'iniziativa simile di un altro locale della Marca, hanno deciso di multare i clienti che si lasciavano andare ad imprecazioni. Così, per sensibilizzare le persone che abbiano magari un dialetto un po' meno scurrile, cerca un attimo di tenerli un po' in riga, ecco, diciamo così, fargli notare un po' di più quando parlano di tenersi un po' di più il contegno. Quando un avventore scivolava in una bestemmia, scattava per lui la sanzione di €1. È proprio il simbolo che richiama questa cosa, ecco. Il ricavato di questa iniziativa è stato donato ora in beneficenza alla locale associazione La Fonte. Aiutano un po' gli anziani, fanno del bene, ecco. E siccome è sempre comunque un'associazione del paese, cerchiamo sempre di stare, di dare la possibilità di aiutare i nostri vicini. La cassettina resterà al suo posto, continuando a raccogliere le multe. È simpatico perché comunque ogni tanto c'è qualcuno che passa di passaggio, legge il cartello, fa le foto e ci ringraziano e ci fanno i complimenti per questa scelta. Questa è l'iniziativa del Bar Mexico di Fontanelle, però appunto dobbiamo ritornare alla cronaca e a quanto successo in Friuli Venezia Giulia nella giornata di ieri, la morte di Filippo Morello che è caduto durante una gara di motocross ed è stato travolto e ucciso dagli altri piloti, e questo sotto gli occhi dei genitori. Ci siamo collegati in apertura di questo telegiornale con Daniela Sizzia, il dolore di Orsago, di un'intera comunità. Siamo andati poi a Polcenigo. A Polcenigo perché? Perché il ragazzo correva per una squadra di Polcenigo, per il motoclub di Polcenigo. Il sindaco Mion, il sindaco di Orsago, che ha parlato di un dolore per tutti, lo ha fatto appunto ai nostri microfoni. Tutti gli aggiornamenti nel corso della giornata. È scontata chiaramente l'apertura di un'inchiesta. Qualche istante di pubblicità e poi ritorniamo.
Di nuovo in diretta per raccontarvi questo venerdì a Nord-Est, vi do un flash da Treviso Today, cronaca sindacale all'indomani del 1° maggio, Tognana Fornaci, lavoratori in sciopero, pessime condizioni igieniche di lavoro, lunedì 5 maggio la mobilitazione dei dipendenti dello stabilimento di Casier indetta da figlia CGIL, Feneal, Will, poca sicurezza, costanti sforamenti di orario, cambi repentini di turno di lavoro, situazione fuori controllo. La cronaca sindacale ma soprattutto la politica. Dopo quanto detto a Ring, la trasmissione del nostro vice direttore Ferdinando Avarino, da Roberto Marcato, l'assessore leghista Roberto Marcato. Si dice sempre no, Zaia ha fatto, Zaia ha fatto, ma senza questa squadra Zaia avrebbe fatto molto ma molto meno. Ma come avremmo fatto noi senza di lui? Però lei non è per la linea del Piave, no? Cioè o noi o il candidato della Lega. Ah, o... no, io sì, ma però io se si ricorda, l'aveva detto così, quando l'ho detto lei. per la prima volta, la reazione del mio partito è stata quella: ma Marcato decide a Roma, stai scherzando? La reazione del mio partito. Vero, Bisan, Stefani. Tutti. Sì. Dopo, siccome che andai in giro per piace e i leghisti gli era quei bade a bocca, ha detto raccolta firme. Decide il Veneto e raccogliamo anche le firme. Ma pensati, e facciamo anche una mozione sull'identità. E l'autonomia che c'è è vera o è un'idea anche che quella? Autonomia Quell'autonomia che... Quale? Cioè, a parte il fatto che lascio ai parlamentari difendere il quadro normativo, io non mi permetterei mai. Cioè non è arrivata nessuna autonomia, io da militante della Lega verifico che non c'è nessuna autonomia. Sono a causa delle modifiche volute? Ma io non so, ripeto, non ho la capacità politica e l'altezza che hanno gli addetti ai lavori. Questa non è autonomia, non sto parlando della sanità, quella di non c'è nessuna autonomia, non c'è nessuna autonomia. Che autonomia c'è? Sono stanco ogni settimana dover dimostrare chi sono, no? Ecco, e dimostrarlo al mio partito. Credo che sia una fatica di Sisifo inutile, insomma se ne lo ha capito, a me ne farò una ragione. Secondo lei non l'hanno capito? Non lo so, se non abbiamo capito, però il fatto che ci sia sempre questo rapporto, c'è anche sta cosa per cui al direttivo regionale una volta sì, una volta no, si parla delle esternazioni di mercato, delle dichiarazioni di mercato. Cioè, allora, approfitto della sua ospitalità per dire alla dirigenza del mio partito: mettetevela via. Io, come ho sempre fatto, continuerò a dire e a fare tutto quello che reputerò giusto dire e fare. Punto. Ma se la devono mettere via. Insomma, uno sfogo in piena regola che ha riempito anche le pagine dei giornali, soprattutto nella giornata di ieri. La nostra Ilaria Marchiori, l'avete vista poco fa con Luca Zaia, ha chiesto a Luca Zaia di queste dichiarazioni di Roberto Marcato. Sentite. Come commenta le dichiarazioni, insomma, anche a questo proposito dell'assessore Marcato nei giorni scorsi, anche nella trasmissione Ring, in cui insomma ha parlato, insomma non c'è stato un uomo solo al comando, ma dietro c'era tutta una squadra? Che è la verità. Basterebbe che voi andaste a vedere tutte le mie dichiarazioni, soprattutto quelle quando escono i sondaggi sul gradimento dei presidenti, dove io sono primo da 15 anni, ed ogni volta che dichiaro dico: questo è il frutto del lavoro di una squadra, non di una persona sola. Quindi penso che sia novietà e che non ci sia nessuna novità sotto il sole. Penso che non sia una lesa maestà da parte della Lega chiedere il candidato presidente, e tutto questo poi verrà discusso, immagino, dal segretario nazionale, dal segretario regionale, quindi da Salvini e da Stefani. Staremo a vedere poi quale evoluzione ci sarà, e soprattutto in virtù anche del fatto di sapendo anche quando si andrà a votare. Questi sono dibattiti che ho visto nascere già molto tempo fa. Direi che è fondamentale capire quale sarà la direzione, dopodiché il partito prenderà le sue decisioni. Io penso una cosa, che sia fondamentale che ci si incontri, o meglio si incontrino, visto e considerato che è un ruolo della politica, delle segreterie. Penso che sia altrettanto naturale che il nostro partito ambisca ad avere il candidato per le prossime elezioni, ed è altrettanto vero che poi questo dibattito porterà a una soluzione inevitabile. Quale sarà la soluzione non ve lo so dire adesso, questo è poco ma sicuro.
Ecco, insomma, il clima davvero si sta infiammando in vista dell'appuntamento elettorale, anche qui resta il giallo, chiamiamolo così, sulla data, ne ha parlato diffusamente lo stesso Zaia prima in diretta con noi. Allora, noi siamo pronti ad aprire la nostra rubrica del venerdì Ecovisioni, soltanto il tempo di darvi le principali notizie di giornata su tutte, il dolore e lo shock di Orsago per la morte di Filippo Morello, quel giovane morto ieri in Friuli Venezia Giulia durante una gara di moto da cross. Vi abbiamo aggiornato su tutti i fronti. Resta il fatto che si tratta dell'ennesima vittima trevigiana giovanissima, l'ennesima vita spezzata, l'ennesimo centauro, un tema che sta chiaramente interrogando in tanti. Poi siamo andati a San Martino di Lupari con Francesco Ratai per un capitello pesantemente danneggiato, e poi il caso del monastero di clausura di Vittorio Veneto, di cui tutti, davvero tutti, stanno parlando. Questa sera vi daremo tutti gli aggiornamenti. Noi siamo pronti quindi ad aprire la pagina di Ecovisioni. Vi do soltanto un lancio di agenzia ANSA: prove di disgelo, Stati Uniti, Cina sui dazi, volano le borse. Noi ci rivediamo fra qualche istante. Le 13 in punto, parte Ecovisioni, come ogni venerdì i temi della sostenibilità in primo piano qui su Antenna 3. Do il benvenuto ad Andrea Ferrazzi. Buongiorno Ferrazzi. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti e a tutte. E buongiorno all'ospite del giorno, il professor Ferdinando Azzarriti, docente di economia all'Istituto Universitario Salesiano di Venezia e presidente del Salone d'Impresa, iniziativa, quella del Salone d'Impresa, che torna il 16 maggio a Marghera, un appuntamento molto atteso che raggiunge, se non sbaglio, professore, ha raggiunto la 23esima edizione. Assolutamente sì, buongiorno a lei, grazie per l'invito, saluto anche l'amico Andrea Ferrazzi e saluto anche tutti i telespettatori. Siamo alla 23esima edizione con un tema importante, ma lascio a lei la conduzione. Ecco, un tema importante, importantissimo, strategico, basilare, del quale abbiamo parlato tante volte in queste puntate di Ecovisioni, l'Agenda 2030. Quindi le imprese che sono alle prese, scusatemi il gioco di parole, con l'attuazione dell'Agenda 2030. Ferrazzi, ripetiamo nuovamente che cos'è l'Agenda 2030. È un grandissimo accordo a livello internazionale, sottoscritto fondamentalmente da tutti i paesi delle Nazioni Unite, che a livello mondiale si sono impegnati per far sì che il mondo potesse vivere in pace e in prosperità. Il motto era le 3P, cioè persone, pianeta, prosperità, e i paesi del mondo si sono messi d'accordo per far sì che ci potessero essere delle decisioni collettive che garantissero appunto che nel mondo si potesse star bene fondamentalmente. E quindi definiti 17 obiettivi, i cosiddetti 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile, immaginando che lo sviluppo nel mondo sia una cosa importante, fosse già allora una cosa importante, ma che per raggiungere il quale bisognava assolutamente lavorare nella logica dell'integrazione delle politiche dei singoli Stati, in quanto le singole politiche degli Stati nazionali da soli, svincolati, sganciati l'uno dall'altro, non garantivano assolutamente quella ricchezza, quella prosperità, quella pace a livello globale, perché è di ogni evidenza che tutte le politiche sono tra loro interrelate, quello che succede in una parte del mondo lo subiamo noi e viceversa. E allora 17 obiettivi che sono obiettivi strategici. Il primo, ricordiamo, è la lotta contro la povertà, il secondo è la lotta contro la fame nel mondo, e poi obiettivi più specifici, la lotta per rigenerare le nostre città, per creare delle città appunto accoglienti, belle, verdi, e poi la lotta contro l'inquinamento, la protezione dell'acqua e via dicendo, la produzione di energia
sostenibile. Insomma, obiettivi di fondo, obiettivi importanti definiti ormai 10 anni fa. Fu votato nel settembre del 2015 all'interno dell'Assemblea delle Nazioni Unite a New York, e c'è da ricordare peraltro che il 2015 era stata una tappa di assoluta importanza, perché il 2015 era stato l'anno in cui da una parte appunto le Nazioni Unite avevano votato i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile, e contemporaneamente il Papa aveva fatto precedere questo grande appuntamento con l'enciclica Laudato Si, benedetto appunto Papa Francesco, che aveva lanciato al mondo questo grandissimo messaggio di pace e di ecologia integrale, e contemporaneamente altri paesi, i paesi sempre delle Nazioni Unite, all'interno della COP, della Conferenza delle Parti di Parigi, per la prima volta avevano sottoscritto un accordo sulla sostenibilità vincolante per i singoli paesi. Quindi 10 anni fa a livello mondiale c'erano state queste 3 macro decisioni che hanno poi avuto oggettivamente delle conseguenze molto importanti. Ecco, 10 anni dopo, professor Azzarriti, possiamo parlare di un'agenda operativa o di un libro dei sogni? Ma la domanda è sicuramente molto interessante. E dopo l'introduzione di Andrea Ferrazzi, che ha fatto questa macro storia di questo percorso fatto dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, sicuramente io direi che siamo a metà del guado, nel senso che non è soltanto che un sogno, non è soltanto che realtà, ma come vedremo il 16 maggio a Confindustria Veneto Est, nella sezione di Venezia, quindi a Marghera, invito anche i nostri telespettatori a intervenire, visto che poi ci sarà anche la gratuità in termini di partecipazione, noi porteremo una serie di dati, una serie di esperti, una serie di stakeholder, una serie di imprese che sostanzialmente realizzeranno questo ragionamento dicendo che siamo in un percorso, l'Italia su questo percorso è in ritardo rispetto ad altri paesi, soprattutto quelli scandinavi, sta lavorando, però sicuramente c'è ancora molto da lavorare. Poi avremo anche una piccola intervista con il professor Giovannini che traccerà 2 o 3 dati da questo punto di vista, che ovviamente non posso spoilerare in questo momento, altrimenti non avremo più partecipazione. Però venendo alla sua domanda, direi che come ha ben delineato Andrea Ferrazzi, l'Organizzazione delle Nazioni Unite si è dato un obiettivo molto stimolante, molto alto, molto sfidante, non soltanto che per le imprese, ma anche per gli stakeholder, per i governi, ma anche per i cittadini, perché non dimentichiamoci che, come ricordava bene Ferrazzi, nella Laudato Si di Papa Francesco si parla anche dell'opera di ciascuno di noi. Professore, cittadini, famiglie, associazioni, però appunto il Salone d'impresa delle imprese si rivolge alle imprese. Perché l'Agenda 2030 interessa le imprese, le industrie, o quantomeno perché dovrebbe interessare loro? Beh, sicuramente perché sono, non dico solo che delle energivore, ma sicuramente vanno a toccare il tema dell'industria, dell'innovazione, delle infrastrutture, dei consumi, della produzione, che sono anche gli obiettivi, alcuni degli obiettivi all'interno dei 17, che richiamano alla responsabilità, e quindi l'attenzione all'ambiente, l'attenzione alla sicurezza dei lavoratori, ma anche all'uguaglianza dei lavoratori, l'attenzione alla diversità, l'attenzione all'inclusione, voglio dire. L'attenzione quindi l'impresa non vista soltanto come soggetto giuridico, ma impresa vista come soggetto che opera all'interno di una società che sta cambiando molto, che è cambiata molto, ma una società anche che, come sappiamo, in questi 100 anni ha distrutto anche molto. E quindi da questo punto di vista il richiamo all'impresa in senso lato, in senso generale, e ovviamente non solo a quella italiana ma a quelle mondiali, è l'attenzione all'ambiente, l'attenzione alle persone, l'attenzione alla sicurezza, l'attenzione all'inclusione, soprattutto anche verso i lavori poveri,
e l'attenzione al modo di produrre, insomma, che sia assolutamente sostenibile. Da questo punto di vista, come ricordava bene anche Andrea Ferrazzi, si parla di ESG e quindi di ambiente, di sociale e si parla appunto di imprese. L'impresa però non vista come a sé stante, ma vista all'interno di comunità, di territori e a questo punto direi proprio di pianeta, richiamando alle 3P. Transizione green, innovazione green che è anche, forse soprattutto, in particolare in questa fase, fattore di competitività, come diciamo sempre Ferrazzi, fattore di competitività soprattutto se guardiamo i nostri principali competitor, USA e Cina. Beh, l'Europa si è trovata di colpo indietro. Questo è di ogni evidenza. All'interno della competizione a livello mondiale e la competitività c'è stata, diciamo, un'assenza di visione complessiva, un'assenza di investimenti nei settori strategici. Questo vale molto per l'Europa in generale, vale molto per il nostro paese. Se noi andiamo a vedere i settori nei quali il paese Italia è all'avanguardia, sono settori che non sono quelli che stanno trainando e ancora di più traineranno l'economia nei prossimi anni. Noi siamo legati al manifatturiero di altissima qualità, siamo legati certamente alla moda, al design, che fanno della nostra, diciamo, economia un unicum a livello mondiale per alcuni aspetti. Siamo legati molto all'agroindustriale, ai prodotti specifici, che sono sicuramente tutti settori da alimentare perché sono di straordinaria importanza. Però per esempio siamo del tutto fuori nella rivoluzione digitale, e così come rischiamo di essere in grande ritardo sulla rivoluzione verde, sulla rivoluzione green, cioè le rivoluzioni gemelle che sono coloro che stanno determinando i fenomeni di competitività su scala mondiale. Ci siamo accorti di fatto e in maniera, diciamo, anche molto sorprendente per alcuni di noi, che nel mentre l'Europa rallentava, l'Italia rallentava, e gli Stati Uniti avevano investito tantissimo, per esempio nel digitale, per esempio nell'intelligenza artificiale in particolare. Tutti i grandi player a livello mondiale oggi dell'intelligenza artificiale sono statunitensi, con alcune aziende cinesi che stanno guadagnando velocemente tempo e percorso, e contemporaneamente ci siamo accorti che nella rivoluzione green i cinesi erano all'avanguardia, non solamente perché hanno il monopolio su scala mondiale delle terre rare, coloro che producono, il cui utilizzo è fondamentale appunto sia per la produzione del digitale che del green, ma anche perché oggettivamente hanno investito ingenti somme di denaro e soprattutto hanno deciso per tempo di lavorare nella rivoluzione verde senza mai cambiare gli obiettivi, senza mai cambiare traiettorie. E quindi abbiamo scoperto che ci sono delle aziende, per esempio nell'automotive, che stanno entrando nel mercato europeo e che nei prossimi anni diventeranno, volenti o nolenti, i produttori europei dei punti di riferimento, perché sono in grado oggi di produrre, di mettere sul mercato della tecnologia di altissimo livello, non più copiatori come una volta, ma produttori di grandissima tecnologia, a dei costi che sono assolutamente competitivi. Ora è evidente che dinanzi a un quadro di questo tipo il nostro paese può fare solo una cosa: lavorare nella logica del rafforzamento dell'integrazione europea, perché non si dà a nessun paese europeo da solo che può vincere o anche minimamente competere all'interno di uno scenario di questo tipo. E solo l'Europa unita dal punto di vista dell'integrazione istituzionale e politica, e dunque delle politiche europee anche dal punto di vista della competitività, che può giocare un ruolo e deve giocare un ruolo. Ferrazzi parla di investimenti, la parola d'ordine è investire, però professor Azzaritti, per investire servono risorse, servono strumenti di finanziamento, serve, e anche di questo abbiamo parlato più volte con lo stesso Ferrazzi, un approccio industriale diverso da parte dell'Europa, una strategia o un piano industriale. Non c'è più tempo. Ma sicuramente sì,
nel senso che siamo in ritardo, quello che diceva Ferrazzi è giustissimo, cioè, ci siamo accorti da 1 anno e mezzo a questa parte che sono arrivati due treni importanti e soprattutto inaspettati. Da una parte è arrivata l'intelligenza artificiale e noi l'anno scorso su questo tema abbiamo affrontato proprio il 22esimo Salone d'Impresa chiedendoci: ma siamo dentro alla quinta rivoluzione industriale oppure siamo dentro alla prima rivoluzione artificiale? E questo è il primo treno che corre e che assolutamente ci mette in difficoltà come Europa. Il secondo treno, che conoscevamo già come grande copiatore, che però a un certo punto è diventato un grande tecnologo, si chiama la Cina. E quindi da questo punto di vista, soprattutto su alcuni settori, in particolare nell'automotive, notizia di questi giorni in cui un grande player cinese ha superato in termini di miliardi, in termini di fatturato, i 100 miliardi, ha superato soprattutto Tesla, quindi, che era un po' l'azienda principe, l'azienda paradigma nella tecnologia green, no? E quindi, venendo alla sua domanda, sicuramente c'è bisogno di un piano industriale europeo. Abbiamo visto le note di Draghi e le ricette un po' di Draghi, che però a questo punto devono essere calate, cioè gli ingredienti che sono stati messi nel piano Draghi come consigli all'Unione Europea devono comparire, devono essere integrati e scendere a terra, con azioni che sicuramente riguardano politiche europee di iperammortamenti, di crediti d'imposta, di aiuti alle imprese in questa grande trasformazione che ha avuto la Cina, in parte gli Stati Uniti, e su cui noi dobbiamo sicuramente investire, dobbiamo lavorare come imprese ma anche come lavoratori. Quindi credito d'imposta, iperammortamento, strumenti quindi che diano liquidità. Concreti per le imprese, no? Concreti immediati per le imprese, che li porti a reinvestire, a ricredere da questo punto di vista in un nuovo passaggio, perché sappiamo che la stragrande maggioranza in Europa delle imprese sono di taglio piccolo o ancora più piccolo, e quindi di microimpresa. Ci sono talune medie imprese, certo, e poche grandi imprese. E sicuramente, correggetemi se sbaglio, un freno agli investimenti deriva dal clima di incertezza internazionale, clima di incertezza che è stato acuito dalla guerra dei dazi innescata da Trump. Quindi c'è un effetto Trump su questa transizione green, Andrea Ferrazzi? Possiamo definirlo così? Ma diciamo, sulla transizione green c'è stato un arretramento delle posizioni di Trump, un drammatico arretramento che tra l'altro sta facendo anche molto male agli Stati Uniti, o meglio, sta facendo bene ad alcuni amici di Trump, per esempio ad alcuni petrolieri. Il New York Times raccontava come durante la campagna elettorale Trump ha organizzato una cena con 40 petrolieri e ognuno di questi aveva portato 25 milioni di euro, cioè un investimento per la sua campagna elettorale di $1 miliardo di dollari, che poi è più o meno la stessa cosa. Sono stati ripagati costoro, perché uno di questi è diventato il ministro dell'energia del paese, un altro addirittura è diventato il presidente dell'ente che dovrebbe tutelare, proteggere la natura, l'ambiente e la salute degli americani a livello addirittura federale. Il drill, baby drill, cioè buchiamo, foriamo, tiriamo fuori tutto il petrolio possibile e tutto il gas possibile, è una politica scellerata dal punto di vista ambientale, ma è una politica che si sta rivelando anche molto azzardata dal punto di vista economico. Innanzitutto è totalmente in controtendenza con la politica che stava compiendo Biden, con l'Inflation Reduction Act, che stava portando a investimenti colossali negli Stati Uniti, creando una crescita economica del PIL del 3% stabile, e Biden ha creato moltissimi posti di lavoro e una consistente crescita economica, questo dicono i dati, i macro dati degli Stati Uniti negli ultimi 4 anni. Ma poi rischia di essere anche assolutamente fallimentare dal punto di vista proprio anche dei produttori di petrolio, perché
a questa attività di Trump, per esempio, e questo è sfuggito ai più, i grandi produttori della penisola arabica hanno aumentato, cambiando l'accordo nell'OPEC, la loro capacità di produzione di petrolio all'anno, cioè hanno aumentato le quantità e questo ha abbassato clamorosamente i prezzi. Infatti oggi siamo circa a $60 per barile. Lo vediamo anche plasticamente nei nostri distributori, grazie a Dio la benzina, il diesel, quindi tutti i derivati del petrolio hanno diminuito, diciamo, i costi, quindi i prezzi per i distributori. Bene, questo è un fatto positivo. Ma cosa sta comportando questo? Sta comportando un po' la crisi dei petrolieri degli Stati Uniti, perché lì il petrolio non lo ricavi facilmente come nella penisola arabica facendo un buco, adesso semplifico, tirandolo fuori a costi bassi, ma attraverso il fracking, che è una pratica ambientalmente abbastanza devastante, ma soprattutto molto costosa, e allora non riesce più a stare su quei livelli di mercato, su quei livelli di prezzo. Nelle trattative che Trump attraverso il suo braccio destro sta facendo con Putin, raccontano gli analisti che stanno parlando sì un po' di Ucraina, ma alla fine stanno parlando molto sul prezzo del petrolio, perché cercano insieme di alzare il costo, no? Cioè di alzare il prezzo sul mercato. Primo perché l'abbiamo detto prima, gli amici di Trump che hanno finanziato la campagna rischiano di non guadagnarci, ma contemporaneamente Putin, che sta finanziando un pezzo consistente della guerra nei confronti dell'Ucraina attraverso il petrolio, se il prezzo del petrolio va sotto una certa soglia non è più in grado appunto di finanziare la guerra stessa. Cioè questo per dire che quando noi parliamo di petrolio, di gas e via dicendo, non parliamo solo di ambiente, parliamo di geopolitica, ed è per questo che quando parliamo di energia dobbiamo parlare con una visione di grande respiro. Ed è forse per questo, dico forse per questo, che ci sono in atto, e appunto ve l'ho mostrato anche poco fa, delle prove di disgelo tra USA e Cina sui dazi, con le borse che stanno proprio in questo momento volando. La Cina valuta l'offerta degli Stati Uniti per colloqui sui dazi e sottolinea che Washington ha preso l'iniziativa di avviare negoziati. Il Ministero del Commercio di Pechino ricorda che gli Stati Uniti hanno recentemente preso l'iniziativa di aprire il dialogo e che la Cina sta attualmente valutando la possibilità. Professor Azzariti, quindi questo significa che forse Trump si sta rendendo conto del passo falso commesso, o è una nostra speranza? Allora, io credo che la risposta la possa dare solo che Trump. Io credo che possa essere una nostra speranza, perché abbiamo capito in questi 100 giorni o poco più di Trump che un giorno dice una cosa e il giorno dopo ne fa un'altra, voglio dire. È chiaro che lui, ritornando anche a quanto diceva Ferrazzi, abbia le spalle coperte da una serie di oligarchi statunitensi che lavorano sicuramente sul petrolio, ma lavorano anche sulla finanza, e quindi nel concetto che ha espresso Ferrazzi di geopolitica è importante anche capire come stia cambiando la democrazia, in particolare negli Stati Uniti, che insomma è la democrazia più importante che noi avevamo, no? Da questo punto di vista, e quindi c'è qualcuno che si sta chiedendo dove stiamo andando in termini di democrazia. Per tornare però alla sua domanda, io direi che oggi noi arriviamo non soltanto sulla quotidianità di Trump, ma arriviamo da 4-5 anni che sono stati definiti da più parti come gli anni della permacrisi, cioè l'arrivo contemporaneo di più crisi e soprattutto di crisi inaspettate, no? Crisi economiche, crisi sociali e soprattutto diciamo così legate alla sanità. Abbiamo vissuto tutti il Covid e non avevamo mai visto nella storia del mondo la domanda e l'offerta che si fermassero, soprattutto per molti settori, ma stiamo arrivando anche e abbiamo anche di trascinamento una serie di crisi sociali, non soltanto in termini di povertà, ma anche in termini legate poi ai giovani, al fenomeno dei giovani che sono sempre meno, ma che in molti casi sono assolutamente in difficoltà di fronte a questo nuovo mondo, no? A questo, tornando a quello che lei diceva inizialmente, a questo mondo fatto di incertezze, no? Ci troviamo, professore, nel bel mezzo di uno stormo di cigni neri.
Esatto, assolutamente sì, abbiamo diversi cigni neri e mentre c'è qualche cigno nero che sta scomparendo perché l'abbiamo superato, mi viene in mente quella petroliera che ha bloccato il canale di Suez, no? per giorni e giorni, no? Come immagine da questo punto di vista, mentre quel cigno nero viene abbattuto o comunque scompare, ne compaiono degli altri, ma soprattutto dei cigni neri inattesi, no? Quindi fenomeni inattesi come sono stati purtroppo le guerre tra l'Unione Sovietica e l'Ucraina, quello che sta succedendo sulla striscia di Gaza, no? Coloro i quali fanno le grandi previsioni, queste non le avevano assolutamente previste e soprattutto non soltanto previste ma anche augurabili, quindi è chiaro che la speranza che abbiamo tutti noi è che si torni a una pacificazione geopolitica che diventi anche economica e soprattutto ritornando alla Laudato Si da cui è partito anche Andrea Ferrazzi, ci auguriamo che ci sia un Papa che qui sarà nominato a breve che prosegua su questa linea tracciata pesantemente da Papa Francesco. Questa è la speranza che abbiamo. Questa è una speranza che è anche del mondo economico, Ferrazzi. Ma Trump speriamo si stia rendendo conto che se pensa di fare il bullo nei confronti del mondo poi ci perde lui, perché gli altri si mettono d'accordo. La politica dei dazi è una politica folle, tra l'altro del tutto contraria anche all'esperienza, alla tradizione del Partito Repubblicano negli Stati Uniti, no? I grandi alfieri delle politiche economiche conservatrici negli Stati Uniti sono sempre stati assolutamente contrari alle politiche di dazi e hanno giocato invece sempre nel libero mercato fondato appunto sulla forza degli Stati Uniti che all'interno di un mercato libero poteva prevalere. Ora questo non sta avvenendo, Trump ha scelto delle politiche del tutto contrarie, ma soprattutto del tutto erratiche, cioè appunto come diceva Zariti, decide una cosa una mattina poi la sera un'altra, c'è quasi un elemento di psicopatologia nelle sue scelte politiche ed è la cosa peggiore per gli operatori finanziari, per gli operatori economici, ma proprio anche quelli del mondo della finanza. In questi 100 giorni di amministrazione Trump la borsa è calata a picco, è diminuito dopo anni di crescita il prodotto interno lordo nel primo trimestre 2025 meno 0,3 negli Stati Uniti. Tutti gli elementi di macroeconomia a livello federale sono entrati in crisi. Ora che cosa sta avvenendo? Sta avvenendo che sta cercando di fare marcia indietro, questo è di ogni evidenza. Cioè il fatto che abbia prima lanciato i dazi e adesso sia costretto a rivederli è chiaro che rappresenta una debolezza della propria politica, della propria strategia e d'altro canto si sarà anche accorto, spero, immaginiamo, dei sondaggi. Nei primi 10 giorni tutti i sondaggi americani raccontano una diminuzione del 10% del consenso del Trump. Quindi questo è un elemento assolutamente. Contemporaneamente invece tutti i politici degli altri paesi che Trump ha attaccato stanno vincendo, in Groenlandia, in Canada e via dicendo. Cioè il mondo non può essere gestito da una cultura del bullismo, perché è di ogni evidente che poi il bullo perde. Speriamo che lo possa capire. Quindi stiamo già registrando una reazione. Ma c'è una reazione di tutto il mondo, tra l'altro il vero competitor degli Stati Uniti che è la Cina non può che guadagnarci da una situazione di questo tipo, ci guadagna sia nel medio breve periodo dal punto di vista proprio degli elementi hard dell'economia, ma anche dal punto di vista del soft power. Il soft power, cioè la capacità di essere leader nel mondo perché si è credibili, perché si ha una visione di crescita, di sostenibilità, di diritti umani, anche di democrazia. Questa è stata la forza degli Stati Uniti, che ha oggettivamente imposto un modello culturale dal quale poi è nata anche una crescita e una forza politica ed economica. E se questo viene meno è un problema serissimo e la Cina sta cercando di diventare, in parte lo sta diventando, il paladino per esempio di tutti i paesi che si sentono all'interno della globalizzazione in forte difficoltà. Quando abbiamo la BRICS che vale più del prodotto interno lordo del G20, lì c'è un problemino.
o meglio del G7 per ora, lì c'è un problemino. E allora immaginiamo, speriamo che le persone più accorte all'interno dell'amministrazione Trump possono fargli cambiare rotta. Grazie Andrea Ferrazzi, siamo addirittura d'arrivo. Vorrei che il professor Azzariti ricordasse l'appuntamento del 16 maggio. Professore, se vuole estendere nuovamente l'invito. Grazie, siamo a Confindustria Veneto Est nella sezione di Venezia, al Parco Scientifico e Tecnologico di Marghera. Il tema che affronteremo sarà Agenda 2030, a che punto siamo verso un futuro sostenibile, strategie, risultati e prospettive. Avremo stakeholder importanti, tra cui ringrazio anche il dottor Ferrazzi. Avremo nel pomeriggio aziende importanti del nord-est e non solo, che ci racconteranno dal vivo a che punto siamo arrivati e soprattutto quali sono i prossimi traguardi, le prossime azioni per i prossimi 5 anni, perché questo servirà alle persone, al profitto, ma anche e soprattutto al nostro pianeta. Grazie professor Azzariti. Ferrazzi, la prossima settimana di che cosa ci occupiamo? Ci occupiamo di geopolitica, avremo con noi il senatore Alfieri, che è un diplomatico di professione, che è un grandissimo esperto appunto di diplomazia, di geopolitica, e quindi continueremo con lui un'analisi non più dal punto di vista strettamente economico, ma proprio dal punto di vista delle relazioni internazionali. Cercheremo di capire cosa sta succedendo e cosa possiamo fare noi. E vedremo fra una settimana che cosa avrà partorito la mente di Trump, se ci saranno delle nuove evoluzioni. Chiaramente le variabili sono davvero tante. Grazie Andrea Ferrazzi, grazie nuovamente al professor lei, grazie a tutti. Ferdinando Azzariti. Per Ecovisioni è tutto, subito dopo la sigla c'è il meteo, poi la nostra rubrica musicale e un film storico del 2015. Per il momento è tutto, mi fermo qui, buon proseguimento.